coordinatore del movimento Noi con Salvini, Giuseppe Di Rosa, sostiene che ricorrano illegalità nell'ambito della cartellonistica e degli impianti pubblicitari in città. Al microfono di Irene Milisenda. Cartellonistica e impianti pubblicitari in genere sono autorizzati o no? Ma assolutamente no. Il sindaco si è vantato nella sua relazione annuale esposta con tanto di schermo gigante in consiglio comunale di aver ridato alla città nella cartellonistica pubblicitaria la legalità, aver riportato la legalità. Falso, null'altro. È una delle nefandezze che sta sventolando questa amministrazione come un proprio risultato. Tutti sanno che ci avevamo lavorato il consiglio comunale precedente su mia proposta, ero stato io il fautore di tutto il carteggio che avevano preparato i vigili urbani. Lui si è trovato, e questo bisogna dirlo, si è trovato il carteggio pronto, ha solo firmato sulle transenne e sulla cartellonistica pubblicitaria. Tanti sanno che anche su quell'argomento avevo ricevuto grandi pressioni e minacce addirittura. Non vorrei scendere nel dettaglio, però continuasse a vantare di una cosa che non ha fatto è quello che sta facendo in questo momento questo sindaco. Andiamo al dettaglio. Io ribadisco e rinforzo la cosa. Da quando si è insediata questa amministrazione, nella cartellonistica pubblicitaria di Agrigento c'è di nuovo il Far West. Ognuno si alza e la mattina monta un impianto. Un facile impianto visibile a tutti è 1000 metri quadrati in sfregio all'articolo 23 del codice della strada. Presumo che il comandante della polizia urbana, se mi sta sentendo, debba dare anche lui una spiegazione. Come può spuntare fuori dal Ponte Morandi un impianto di circa 1000 metri quadrati di pubblicità in una zona sottoposto a vincolo da parte della soprintendenza, cioè la tribuna dello Stadio Seneto? 1000 metri quadrati di cartelloni pubblicitari abusivi. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. 1000 metri quadrati di cartellonistica che non è compresa nel nuovo piano. Il sindaco l'11 luglio ha firmato la delibera, la sua giunta ha firmato la delibera di proposta del nuovo piano al Consiglio Comunale. Ad oggi, 65 giorni, il Consiglio Comunale non ha ricevuto gli atti. Li riceverà domani, li riceverà lunedì, martedì, mercoledì. Bene, in quel piano non è compreso quell'impianto e allora quella è illegalità. Signor Sindaco, non si vanti della legalità che ha riportato, perché tutto ciò che sta toccando lei è illegale, a partire dalla porta installata al secondo piano a arrivare a quello che sta succedendo oggi in Consiglio Comunale. Andremmo a svariare in altre argomentazioni, però rimaniamo sulla pubblicità. Vi assicuro, cari cittadini, che dovremmo oggi aprire un po' gli occhi tutti, perché questa città è tornata ad essere la città che non era nella illegalità più assoluta degli ultimi 20 anni.